Siamo qui con Gabriel Maule, direttore sportivo del Gravina, formazione pugliese. Gabriel, partiamo con una battuta. La bronzatura è della Puglia? La bronzatura della Puglia, il sole della Puglia è unico. Secondo anno che sei a Gravina, 2 salvezze ampiamente meritate. Raccontaci com'è andata questa stagione sportiva. È stata una stagione sportiva complicata in un girone molto complicato, nulla a togliere agli altri gironi, ma il girone H è il padre di tutti i gironi di Serie D, quindi quest'anno abbiamo avuto una problematica logistica che per 6 mesi non abbiamo avuto il nostro campo né per allenarci né per giocare le partite ufficiali, quindi è stata veramente una salvezza sudata e per fortuna supportata da una squadra, da un gruppo di ragazzi molto mentalizzati e da una società molto seria, e quindi sicuramente un plauso devo fare ai ragazzi e alla società che rappresento. Fattore pubblico, guardiamo un po' tutti i vari gironi. Tu hai avuto la fortuna e la bravura di essere direttore in vari gironi, in varie squadre di vari gironi. È veramente il valore aggiunto nel sud il pubblico con campi in cui vediamo 3, 4, 5 mila spettatori? Chiaro che l'emozione che ti dà il pubblico del girone H è unica, quindi si va in piazze come Andria, come Casarano, come Nocera, come Barletta, che senza togliere alle altre che trovi anche 8-10 mila persone, e quindi penso che il pubblico sia una parte importante del calcio. Farlo con il pubblico è un'emozione diversa, è come gustarsi un viaggio diverso, no? Quindi poter vedere una partita con un'atmosfera da calcio vero, insomma. Ultima domanda, si parla molto tra addetti ai lavori, ma il girone A è più forte, ma il C è più forte, ma il D è più forte, ognuno tira l'acqua, passami il termine, al suo mulino. Tu hai un panorama, come abbiamo detto prima, un po' a livello nazionale. Secondo te quali sono, tra virgolette, se c'è un girone più forte o quali caratteristiche? No, io penso che bene o male la qualità dei gironi si possa equivalere, e può essere una stagione un girone più competitivo di un altro, però i gironi si possono diciamo equivalere. Sicuramente ne ho fatti 4, quindi ho fatto il girone lombardo, ho fatto il girone veneto, ho fatto il girone emiliano e ho fatto il girone campano pugliese, e sicuramente quello è un girone ad alta qualità individuale di giocatori, quindi sono certo che la formazione che faccio trova fondamento e condivisione anche tra i miei colleghi. La qualità media dei giocatori è elevata, forse è più bassa la qualità media degli allenatori, forse perché magari qui al nord, Veneto soprattutto, gli allenatori hanno una formazione migliore, in quanto qua al nord ci sono più squadre che militano in Serie A e in Serie B, anche quindi le formazioni degli allenatori sono a più alti contenuti.